L'archeologia ha confermato a Firenze tutta la sua potenza di fascino e di seduzione turistica. I numeri dei visitatori e il report degli incontri tra buyer e operatori del settore lo dimostrano. Salone internazionale dell'archeologia e del turismo culturale parlano chiaro. Oltre 13.000 visitatori addetti ai lavori con laboratori didattici, conferenze, proposte, workshop, esposizioni nei quali i partecipanti hanno potuto presentarsi, promuoversi, stringere contatti ed accordi, accogliere richieste e prenotazioni. Da segnalare l'evento curato da Nicola Castangia e Giorgio Murru sul tema Pietre parlanti, le stele Meir e il loro fascino. La Sardegna è stata una grande protagonista con una proposta unitaria, coordinata da Carlo Delfino che da 10 anni cura l'evento per conto dell'assessorato regionale del turismo. Dalla Fondazione Montebrama con le meraviglie del Sinis, l'Unione dei Comuni della Tregenta con il suo progetto pluriennale Tregenta Experience, la rete dei 20 musei da nord a sud della Sardegna che hanno aderito al circuito Smart, i siti e i musei archeologici in rete con il territorio, l'Associazione Culturale Archeofoto Sardegna, la cui opera di divulgazione da anni ha sedotto sempre più appassionati, e la casa editrice Delfino, promotrice dal 1981 delle collane tematiche sull'archeologia e la storia dell'isola. L'immagine, coordinata in un allestimento di grande impatto visivo ed emotivo, ha rafforzato la percezione di una proposta turistico-culturale decisa, qualificata ed organizzata. Il Turismo 2024 ha potuto vantare una eco nei principali media nazionali e internazionali, workshop dedicati con presenze di compratori e agenti professionisti del turismo archeologico e culturale di tutto il mondo. La 10ª edizione di Turisma, un'occasione che ormai sta diventando sempre più un'occasione di promozione e valorizzazione turistica a livello, devo dire, non solo toscano ma a livello nazionale e internazionale. Basta pensare al coinvolgimento che qui abbiamo della Regione Sardegna con tanti comuni, del Lazio soprattutto nella proiezione della promozione della cultura degli Etruschi che si integra molto con i comuni della Toscana. Ma Turisma quest'anno ha come centro i 450 anni di Cosimo I de' Medici, la sua scomparsa il 21 aprile del 1574, il padre della Toscana, colui che unificando i ducati di Siena e di Firenze, aggregando in una unica identità territoriale quello che è la Toscana moderna, poi dà il senso di una regione che è la stessa che era quando 450 anni fa la viveva Cosimo I, ovvero un granducato, quindi una nazione. L'archeologia produce un indotto diretto e indiretto, fa economia, è ancora vero? Allora, fa economia a partire da chi studia e chi si impegna in tutto il processo per diventare archeologo o operatore turistico per i beni culturali. Teniamo presente che in Italia l'archeologia occupa una fetta notevolissima del nostro patrimonio e quindi logicamente occorre tutta una classe di operatori ben preparata, capace di presentare questo patrimonio, di descriverlo, di coinvolgere i milioni di turisti che vengono in Italia, indirizzandoli poi in aree anche che spesso sono lasciate indietro perché non sono seguite dal turismo, perché si ritengono periferiche. La Sardegna per esempio è un po' questa. Noi abbiamo a Firenze, dove si svolge Turisma, un problema di overdose turistico, cioè i cittadini hanno abbandonato la città, il centro della città, per andare in periferia perché c'è questa sfasatura fra aree dove il turismo è assente o molto scarso e aree dove il turismo abbonda. Quindi occorre rivedere tutto questo sistema, che è un sistema malato, per cui il turismo è così concentrato in alcuni posti. Poi ecco, è evidente che lo sviluppo di un'area archeologica richiama agriturismo, richiama ristoranti, richiama servizi di taxi, di trasporto, proprio perché spesso le aree archeologiche sono in luoghi decentrati.
e possono sviluppare un'economia locale dove prima non c'era niente. Noi abbiamo l'esperienza in Sardegna del Nuraghe Mannu vicino a Dorgali, dove c'era questo villaggio nuragico del tutto abbandonato, c'erano solo rovine del villaggio nuragico coperte di lentisco, di rovi. Noi con la collaborazione dell'ente turistico all'epoca attivo in Sardegna, della soprintendenza e portando i lettori della nostra rivista abbiamo fatto 6 campagne di scavo e la soddisfazione è stata di vedere un luogo completamente abbandonato ma bellissimo come del resto è tutta la Sardegna, vedere che era nato un ristorante, appunto si era sviluppato un indotto di piccoli alberghi e un servizio pulmini per portare la gente. Ecco, c'è questa microeconomia capillare che si può sviluppare proprio grazie all'attenzione dei beni archeologici. Siamo al 10° anno di Turisma. Sì, è un traguardo che ci fa sentire più vecchi ma anche molto contenti, perché non è detto che una manifestazione che si regge sulle proprie gambe riesca a vivere così a lungo. Turisma si è sviluppata e ha avuto l'attenzione del mondo degli operatori turistici, del mondo dei critici dell'arte, dell'archeologia. Ecco, nel concetto che l'archeologia non è una materia a sé stante, ma è una materia che ha un senso se la si rende multidisciplinare. Quindi l'archeologia va di pari passo, va proposta insieme all'ambiente, l'archeologia valorizza l'ambiente, così come altri monumenti romanici, monumenti rinascimentali. Insomma, Turisma è un po' un complesso di proposte a 360 gradi. L'archeologia da sempre ha creato sempre un'economia perché di fatto coinvolge tutto il territorio e se parliamo di Sardegna proprio museo a cielo aperto significa che ovunque uno sbarchi, a nord e a sud, a est e a ovest, trova sempre una vetrina di eccellenze archeologiche che vanno dai nuraghi alle tombe di giganti, ai menhiri, ai pozzi sacri, quindi direi una scelta impressionante di un prodotto culturale che poi fa bene al territorio perché coinvolge turismo, coinvolge produzione, coinvolge ospitalità, coinvolge tutti quei servizi che il turista chiede e che oggi effettivamente la Sardegna può dare in maniera, come dire, qualificata, un'eccellenza di prodotto che ci allarga la stagione, ma che soprattutto consente a tutto il territorio di sviluppare un'economia turistica, come si dice, un'industria del turismo. Ecco perché per il 10° anno siamo qui a Firenze, a Turisma, perché abbiamo creduto nel prodotto Sardegna, ma soprattutto nel prodotto cultura, che è quello che in qualche modo ci distingue dal prodotto naturale, che anch'esso è bello, le spiagge sono quelle che attirano, però come dire, il cuore della lancia è all'interno della Sardegna e questo significa, come dire, aumentare anche la consapevolezza dei sardi e soprattutto degli operatori del turismo che la Sardegna può offrire veramente tanto tutto l'anno. Fra i vari prodotti di un'economia indiretta c'è un'economia principe, la preparazione. Bisogna studiare per sapersi raccontare e per sapersi promuovere, quindi prodotti anche editoriali che sappiano rendere giustizia. Sì, direi che è fondamentale, se effettivamente vogliamo raccontare agli altri dobbiamo conoscere prima noi e questo è di base. Conoscere naturalmente nella lingua italiana ma conoscere anche nelle lingue straniere, perché oggi il turista è un turista che va, quel turismo lento così come si chiama, che vuole delle risposte ma soprattutto vuole trovare quell'accoglienza anche nella propria lingua di prodotti editoriali o comunque anche di guide preparate che possano raccontare bene, quindi bisogna studiare, prepararsi, conoscere e se si ha questa consapevolezza e questa capacità si riesce a trasferire agli altri un'altra cosa importante, la passione e l'entusiasmo, la passione di raccontare, di saper raccontare quello che io so fare e l'entusiasmo per trasferire agli altri il mio sapere di isola, di storia, di eccellenza e di storia millenaria. Ecco, questi sono secondo me gli ingredienti fondamentali perché il turista percepisce quando una guida è veramente coinvolta, quando una guida sa raccontare, quando una guida sa che cosa raccontare.
il turista lo percepisce e si porta via quei valori, quelle eccellenze che trova sul territorio. La Sardegna si promuove, ma bisogna conoscersi per raccontare. Beh, questo è fondamentale. Per trasmettere qualcosa bisogna assolutamente metterci sentimento, metterci conoscenza, come dicevi, e soprattutto avere la passione per poterlo fare. Abbiamo un patrimonio incredibile, proprio questa fiera racconta in maniera ammirabile quella che sono le nostre specialità in campo archeologico e dobbiamo assolutamente perseguire su una strada tracciata ormai 10 anni fa, quando per la prima volta la Sardegna fu presente al turismo, e da quel momento in poi è sempre stata straordinariamente protagonista. Cosa c'è ancora da fare? Cosa dobbiamo ancora capire perché sia diffusa l'idea che la cultura e l'archeologia può generare un'economia possibile? Beh, sono due le linee fondamentali. La prima è totalmente interna, bisogna creare una consapevolezza nei sardi su questo fenomeno. La partita è una partita delicata, è una partita lunga, è una partita che investe il mondo politico, diverse istituzioni che devono mettersi assolutamente allo stesso tavolo per progettare una linea operativa da questo punto di vista. La seconda è uscire da questo confine di insularità che di fatto non esiste, cioè la Sardegna è sempre stata protagonista nel Mediterraneo, il Mediterraneo va visto come una grande opportunità, questo è il verbo che deve uscire anche da turismo. Sta uscendo con dei giganti che fanno il giro del mondo come testimonial di una Sardegna, di tutta la Sardegna e di tutte le epoche. Sì, dici bene, i giganti sono rappresentativi di un periodo straordinario per la storia dei sardi, per la protostoria dei sardi. Sono gli eredi del mondo dei nuraghi, sono gli eredi di un mondo e di un popolo che è stato protagonista nel Mediterraneo, che ha contribuito a costruire la casa comune per tutti quei popoli, tutte quelle genti che si affacciano su questo grande mare. Loro hanno questa forza magnetica, catturano, raccontano, sono pieni di vitalità nella loro ieraticità e si sono presi questo ruolo. Devo essere sincero che comunque la Fondazione Monteprama, attraverso anche le linee guida del suo presidente, hanno di fatto creato le condizioni perché questo potesse succedere. I giganti testimoniano nel mondo della Sardegna. Beh sì, i giganti di Monteprama continuano a prendersi il loro spazio, è uno spazio che al di là della loro fisicità imponente, no? Il nome lo dice già da solo, e anche nell'evocazione che fanno di una storia antica e che li rende particolarmente affascinanti come esempio unico. La loro unicità ci consente di parlare del Parco Archeologico Naturale del Sinis proprio come un esempio di luogo in cui con l'acceleratore Giganti si può raccontare una storia che va per 7000 anni, e cioè dal V millennio a.C. con la necropoli di Cucuruzarrius fino alla gloriosa età giudicale. Economia basata sulla cultura. Sì, è possibile fare un'integrazione per una destinazione Sinis che non sia solo più basata sul suo splendido mare e anche sulle bellissime tradizioni che la gente di Cabras e del Sinis ha perpetuato fino a questi anni 2000, la corsa degli scalzi, tutta una serie di altre belle tradizioni, ma anche il patrimonio immateriale di conoscenza, di narrazioni che quelle popolazioni sono in grado di produrre, ma l'enogastronomia e tutto ciò che conosciamo. Ecco, un'integrazione di questa offerta attraverso una valorizzazione 365 giorni all'anno dei nostri siti non è solo una declinazione, un impegno o una promessa, è qualcosa che sta già avvenendo. L'anno scorso 166.000 ingressi nei siti archeologici di Cabras, sono circa il doppio rispetto ad altre strutture prestigiose che noi abbiamo anche nella città capoluogo, che sono degli scrigni di tesori ben raccontati, ben tutelati, ben conservati. Ecco, noi abbiamo la necessità di rendere
di rendere tutta quanta questa offerta sostenibile, cioè perfettamente integrata con quello che è la vita quotidiana delle popolazioni che abitano il Sinis e l'Oristanese, in un'offerta sempre più integrata che deve guardare anche alla collaborazione con la città capoluogo e le sue associazioni, i suoi musei, i suoi luoghi d'arte e a tutto il resto del territorio. Archeologia, cultura, preparazione alla divulgazione, conoscenza del prodotto Sardegna generano economia. È realmente possibile? Il prodotto Sardegna legato alla cultura è, diciamo, secondo me il futuro della nostra isola. Un'isola che ha dei tesori ricchissimi che però deve sapersi promuovere e siamo qui per promuoverci. Siamo a Turisma, siamo in un salone al centro della Sardegna dove ci si incontra tra operatori, si scambiano idee, si scambiano nuove prospettive e soprattutto anche quella che è l'innovazione nel campo della gestione dei beni culturali. Questa è una cosa importantissima. La Sardegna ha bisogno di questi spazi, di questi momenti perché c'è tanto da fare. Soffre un po' il problema dei trasporti, perché noi potremmo lavorare veramente tutto l'anno, però gli alti costi, soprattutto per chi deve venire in bassa stagione e anche per noi che andiamo fuori a promuovere il territorio, sono un problema per la nostra isola. Però ritengo che abbiamo un'offerta culturale molto alta, gli operatori sono preparati, hanno fatto corsi, parlano le lingue, conoscono cosa succede nel mondo. Adesso si tratta veramente di mettersi assieme, fare sistema e continuare verso questa strada di una Sardegna che non è solo mare, ma non è contro il mare, ma è una Sardegna tutto l'anno, una Sardegna vivibile, lo vediamo adesso per esempio anche con nuove forme di turismo, non solo quello esperienziale, ma il turismo attivo, i biker, i camminatori, c'è tanta Sardegna da scoprire e questo lo vediamo anche, è palpabile nei turisti che vengono e ci raccontano anche cosa vogliono e quelle che sono le loro esperienze, le loro esigenze. L'esperimento Turisma è vincente per la Sardegna, è una proposta però di immagine coordinata. Sì, noi abbiamo creato e stiamo portando avanti un progetto SMART, che sono siti e musei archeologici di tutta la Sardegna che si sono messi insieme per promuovere insieme il territorio Sardegna. Chi viene in Sardegna non sa esattamente dove arriva, sa che viene in un'isola meravigliosa, ma sia che sbarchi da nord che da sud trova le realtà di SMART ad accoglierlo. Questa è la cosa importante e in ogni realtà noi siamo in grado di promuovere le altre realtà, quindi facciamo rete in questo senso e soprattutto ci promuoviamo in maniera unitaria, ci aiutiamo. Non tutti possiamo essere presenti a tutte le fiere, ma c'è sempre uno di noi e questo è importante, ci siamo sempre come Sardegna e come progetto SMART. Come reagiscono i buyers? I buyer sono molto contenti di questo perché finalmente spesso mi dicono finalmente avete un'offerta unitaria. Quando ci presentiamo a una fiera non andiamo col nostro biglietto da visita personale, andiamo come un sistema, come una rete, come una forza di operatori. Pensate che su SMART ci sono 20 realtà, 20 società cooperative che da più di 20 anni gestiscono musei e siti archeologici, 120 operatori tutti formati, quindi quando c'è bisogno di un operatore che abbia una skill, una competenza specifica, ce l'abbiamo all'interno della rete e questo è fondamentale. L'interconnessione. L'interconnessione tra gli operatori. Fare rete in Sardegna è una delle cose più difficili e ci siamo riusciti, questa è anche una maturità dal punto di vista gestionale che deriva appunto dall'esperienza di tutte queste persone. Un po' di numeri. Numeri di presenze? No, un po' di numeri fra operatori, impiegati e riscontro del pubblico. Allora, come operatori il progetto SMART sono 20 aziende capitanate dall'editore Carlo Delfino, che è il più grande editore sardo, ma soprattutto il più grande editore dell'archeologia, penso in Italia. Le sue collane, penso che nessuno abbia un'offerta come la sua dal punto di vista archeologico. 20 società cooperative, si parte dal sud Sardegna, centro, nord, non le posso citare tutte perché rischierei di dimenticarmene qualcuno, ma sono appunto 120 operatori, facciamo circa 400.000 visitatori messi assieme come presenze e in più
oltre a questi operatori ci sono gli stagionali che prendiamo a seconda delle varie stagioni. Abbiamo poi un'offerta didattica, ciascuna delle società cooperative ha dei laboratori didattici collaudati ma anche innovativi, visori, ricostruzioni 3D, ricostruzioni anche dei loro siti, puzzle dove puoi rimontare un sito archeologico, cioè riusciamo anche a fare non solo bigliettazione, non solo l'offerta classica di visita guidata, ma anche qualcosa in più, insegnare e trasmettere le nostre conoscenze ai giovani, che poi saranno quelli che dovranno andare portare avanti questo mestiere. Interconnessione nel territorio, preparazione, divulgazione, ma interconnessione del territorio, quindi un'economia indiretta a stretto raggio. Sì, l'evento in realtà del progetto Smart sono anche dei presidi territoriali, conoscono benissimo il territorio e fanno anche un grande servizio di infopoint, cioè il turista che viene accolto in questi territori viene anche in un certo senso invitato a vedere il territorio, a conoscere quelle che sono le bellezze del territorio al di là del monumento e del museo stesso. Gli si dice dove andare a mangiare, dove andare a dormire, dove poter fare un'escursione particolare, gli si dice anche quelle che sono le tradizioni, magari gli si fa conoscere la signora che fa i dolci, cioè tutte queste cose sono veramente un patrimonio importante, cioè non è solo il museo, è un infopoint, è un punto di accoglienza dove il turista si sente coccolato e dove poi viene accompagnato anche alla scoperta del territorio, quindi il monumento e il territorio sono intimamente uniti grazie al veicolo di queste persone. La maggior parte sono anche delle persone che abitano nel paese o nei paesi vicino, quindi sono persone che il territorio lo vivono bene e ti sanno dire dove andare, se vuoi spendere molto, se vuoi spendere poco. Queste cose sono importanti per un turista, infatti anche le statistiche ci dicono che l'accoglienza in Sardegna è di altissimo livello e questo ci deve rendere orgogliosi, perché comunque stiamo offrendo un grande servizio, non siamo degli staccabiglietti o delle audioguide, siamo delle persone che ti fanno sentire a casa. Questo è un plus che noi possiamo avere e possiamo dare al turista. La Trecenta si promuove ogni anno, costantemente, in modo determinato, ma bisogna farlo. È un lavoro che abbiamo intrapreso già da tempo. Diciamo, ci siamo organizzati su diversi step, il primo dell'idea della progettazione, il secondo della realizzazione della messa in sicurezza dei siti e dei monumenti. Adesso stiamo procedendo con la gestione, quindi diverse fasi che hanno contribuito dall'idea alla realizzazione di un progetto, quello di Trecenta Experience, che sta dando i propri frutti. Ogni comune arriva a Turisma con la propria dote di monumenti archeologici, di chiese, di tombe dei giganti, per fare in modo di portare la rappresentazione migliore della Sardegna che possiamo offrire al mondo dell'archeologia. La parola chiave però è unione. La parola chiave è unione, la parola chiave è stare insieme, la parola chiave è condividere tutte le peculiarità e i bellissimi monumenti che abbiamo e che sono solo dei tesori che sono contenuti in uno scrigno che dobbiamo aprire. Quale migliore rappresentazione o quale migliore opportunità di aprirli in un luogo così come Turisma. Beni culturali in Sardegna si promuovono anche al Turisma, archeologia e turismo. Ci vuole molto lavoro però, perché gestire è anche più di un sito, Semata ne gestisce più di uno, significa studiare, significa lavorare, significa programmare, no? Programmare idee che possano accattivare e sedurre dei visitatori spesso distratti. È vero Simona. Sono 15 anni che lavoriamo in questo settore, gestiamo tanti siti nel nord e nel sud della Sardegna e l'esperienza in questo inizio di discorso che stiamo facendo, che possiamo portare certamente, è che il segreto del gestire beni culturali e di lavorare nell'ambito dei beni culturali è creare rete tra gli operatori del settore, gli enti pubblici e gli operatori, le nostre guide, i nostri educatori, i nostri professionisti, i nostri archeologi, che ognuno trova il ruolo
all'interno di un sistema produttivo, di un'esperienza per il visitatore. Ognuno di questi elementi trova il suo ruolo dentro un sistema produttivo di esperienze per il visitatore, a noi il compito poi di proporlo al grande pubblico. Turisma è una di quelle occasioni, siamo venuti a Turisma con tutti i nostri siti più importanti, da Cagliari. A Cagliari gestiamo il sistema dei monumenti di Cagliari, tra l'altro in questa occasione presentiamo la nuova immagine coordinata e i nuovi strumenti di comunicazione che abbiamo costruito insieme ai nostri operatori per divulgare i contenuti e promuoverli. Quindi monumenti di Cagliari, passeggiata coperta, Galleria dello Sperone, Torre dell'Elefante, Grotta della Vipera, Anfiteatro Romano e Cripta di Santa Restituta. Quindi un patrimonio cittadino importante che siamo orgogliosi anche di portare a un evento così importante come Turisma. Portiamo ancora. Poi però. Questo è uno degli approcci di Semata. Importante per Semata è raccontare non solo attraverso le foto, non solo attraverso i social, non solo attraverso i racconti. Ci sono tanti modi per spiegare. Una delle caratteristiche, delle peculiarità di Semata è quella di lavorare sull'archeologia sperimentale e sulla ricostruzione di contesti in modo da far vivere al visitatore delle esperienze attraverso il rapporto con gli oggetti e con i luoghi in senso molto stretto. Dal punto di vista della didattica ci piace raccontare ai ragazzi, ai bambini e agli adulti come le società nel passato vivevano la loro quotidianità, come la loro società si è evoluta nel tempo. Abbiamo la fortuna di gestire siti che coprono un arco temporale enorme. Dal primitivo al medioevo. Esatto, no, anche più tardi, la passeggiata coperta, arriviamo anche più tardi. Esatto, abbiamo questo privilegio, questa fortuna e attraverso azioni di promozione e valorizzazione cerchiamo di proporli con queste formule diversificate in base all'utenza. Abbiamo formule anche per il grande turismo di massa, abbiamo accordi con i tour operator che lavorano nell'ambito delle navi da crociera, abbiamo accordi diretti con Costa Crociere e con altre strutture che si occupano di questo. Hai parlato però di una parola chiave, l'interconnessione. Uno viaggia nell'isola, che sia un abitante dell'isola piuttosto che un viaggiatore occasionale, si muove, non sta in un solo posto, e sapere che l'esistenza di un'interconnessione credo sia di aiuto. Ciascuno è promotore del vicino di casa, a prescindere che faccia parte dello stesso tipo di gestione, della stessa società. E poi un altro aspetto è quello... Aggiungerei a proposito di questo che nell'ambito del business di Semata rientrano anche i servizi informativi. Facciamo servizi informativi nel nord e nel sud della Sardegna, gestiamo per Cagliari l'ufficio di Cagliari Turismo, quindi siamo coloro che danno le informazioni ai turisti che arrivano a Cagliari e come primo punto di riferimento cercano appunto l'ufficio informazioni. Da lì diamo informazioni su tutta la Sardegna, ovviamente soprattutto su Cagliari, però diamo indicazioni su dove possono trovare informazioni e attività da svolgere in tutta la Sardegna. Alghero, porta del Mediterraneo occidentale, città catalana, ma conserva importantissime testimonianze di un passaggio multietnico, internazionale, lo possiamo chiamare così, no? In una realtà indigena. Sì, ci troviamo ad Alghero, in quella cittadina catalana del nord-ovest Sardegna che viene chiamata anche Riviera del Corallo. Noi possiamo vantare testimonianze molto antiche, andiamo dal Neolitico antico addirittura dal 6000 a.C. con i primi reperti che riguardano e che sono stati ritrovati all'interno della Grotta Verde, per poi fare un passaggio su tutto il territorio dell'Algherese con le Domus Deianas di Angheluruiu che si trovano a pochissimi chilometri di distanza dall'aeroporto e dai vigneti di Selle Mosca. Testimonianze importantissime che vanno dal 4002 a.C. fino al 1800 a.C., una delle più grandi necropoli
preistoriche della Sardegna, che a breve verranno interessate da importanti lavori di restauro e che tra l'altro sono stati inseriti nella lista del patrimonio UNESCO. A pochissimi chilometri di distanza, esattamente 12 dalla necropoli di Angheloruio, abbiamo anche una testimonianza dell'età del bronzo con il villaggio nuragico di Palmavera, anch'esso interessato da importanti lavori di restauro e valorizzazione nel 2019. Lavori che hanno portato alla luce anche le fondamenta di quella che era una terza torre e che quindi hanno ampliato e in qualche modo aggiunto particolari importanti alla descrizione del nostro sito archeologico. Con Andrea Caddeo, Cooperativa Villa Abbas, siamo nel cuore delle terme, no? La capitale delle terme del Campidano. L'acqua è un elemento centrale per la vostra comunità e per anche le testimonianze millenarie di storia. Sì, Sardera sicuramente è riconosciuta come la città, il paese dell'acqua, che è acqua termale, ma non solo acqua termale. Tant'è vero che noi ci occupiamo già dal 1986 di gestire dei siti archeologici molto importanti nella cittadina termale. Primo fra questi è il sito di Sant'Anastasia, col suo pozzo sacro, con i resti del villaggio nuragico, con la chiesa bizantina al cui interno insiste anche un pozzo votivo, che è appunto legato al culto dell'acqua, e quindi l'acqua rimane centrale all'interno della discussione progettuale e programmatica del Paese. Anche quest'anno Ortacesus con tutta l'Unione dei Comuni della Tregenta si presenta al Turisma per valorizzare e mettere in rete tutte le risorse culturali che il Paese e la stessa Tregenta offre. Cosa offre Ortacesus? Ortacesus è un comune storicamente ad economia agricola, quindi il comune nel tempo, per valorizzare appunto questa cultura agricola contadina, ha ideato, appunto allestito all'interno del paese il Museo del Grano, dove all'interno si può osservare tutta la vita del ciclo del grano, quindi dalla produzione fino alla produzione, appunto al lavoro finito, la farina, la semola e poi anche il pane. La fondazione, che è giovane perché esiste da 2 anni, sta facendo un grande lavoro per cercare di portare Nora, che chiaramente è l'elemento più importante, la punta di diamante di tutti i beni che sono stati dati dal Comune di Pula in concessione alla Fondazione, in gestione alla Fondazione. Sta cercando appunto di fare un grande lavoro da un punto di vista sia di promozione del territorio e della destinazione in generale, sfruttando tutto quello che il territorio offre, sia in termini di cultura, in termini di tradizione, di folklore, quindi creando un prodotto che possa essere un prodotto che possa diventare sempre più esteso e che possa essere portato per tutta Italia e nel mondo, e cercano soprattutto di fare un lavoro che ci consenta di poter incrementare quei periodi che in questo momento sono ancora bassi come flussi, ma che in un territorio come quello di Pula possono dare sicuramente dei momenti di grande, possono essere adatti per una visita di un certo target di turista che noi stiamo andando a cercare. Quindi queste occasioni come Turisma e tutte le fiere a cui la Fondazione parteciperà col Comune di Pula saranno proprio un'occasione per cercare di stringere degli accordi, per presentare il territorio, ma poi stringere degli accordi per far sì che i flussi aumentino sempre di più. Tra l'altro la Fondazione sta cercando di fare un lavoro per quanto riguarda l'inclusione e si sta cercando di attivare, partiranno adesso dalla primavera tutta una serie di progetti rivolti anche a target che con varie disabilità attualmente avrebbero dei problemi di fruibilità del sito, e non solo di Nora ma anche del museo che a breve riaprirà. Sarà il terzo museo della Sardegna, quindi sarà una realtà anche quella molto importante che ci vedrà impegnati su fronti simili, ma che ci consentirà di avere un pacchetto molto più ampio da poter offrire ai visitatori.
Macomer con i suoi 3 siti gestiti da noi della società cooperativa Esedra, quindi l'area archeologica di Tamuli, il nuraghe di Santa Barbara e la necropoli di Filigosa. Sono siti che sono aperti tutto l'anno, quindi visitabili sempre, appartengono proprio a epoche diverse, quindi c'è la possibilità di fare proprio un viaggio culturale nell'arco della storia che dura millenni, in sostanza fra i monumenti più rappresentativi del nostro territorio. Tamuli con i suoi betili femminili e maschili, le domus di Filigosa che sono eponime, hanno dato il nome a una delle culture preistoriche più importanti della Sardegna, e il nuraghe Santa Barbara che è considerato proprio fra i meglio conservati e particolari del centro Sardegna. Il terziario, come si usava dire una volta, no? Le piccole cooperative e le piccole gestioni hanno di fatto creato un indotto e una microeconomia locale che diversamente non ci sarebbe stata. È una cosa di cui la memoria se ne deve ricordare. Sì, in effetti quando si è iniziati eravamo proprio dei pionieri. Poche realtà in Sardegna che si erano dotate di una struttura cooperativistica per poi gestire i cosiddetti beni culturali. È stata una bella avventura che per me è durata 37 anni e posso dire che... Festeggiamo la pensione quest'anno? Sì, già dall'anno scorso comunque. Diciamo che è un ottimo risultato, anche perché si passa la mano delle componenti, diciamo, giovani, quindi c'è anche un discorso di continuità della gestione dei beni culturali attraverso anche professionalità nuove, con capacità sicuramente superiori anche alle nostre, perché noi, ripeto, siamo stati un po' degli apripista su questo, ma con molte difficoltà anche da un punto di vista culturale legato anche a problemi legislativi a parte della regione. Di Guasila si racconta insieme agli altri comuni della Trecenta in questo progetto che presentiamo anche quest'anno al Turisma. Bisogna trovare il piacere di passare un po' di tempo in Trecenta, in quanto ciascun paese ha da offrire qualcosa, e la novità di quest'anno per noi è che oltre alla rete di Trecenta Experience entreremo a far parte del Cammino di Bonaria. Una novità che si sta creando durante questa annualità e che nel mese di aprile vedrà Guasila protagonista della Posa delle Pietre, che in pratica sarà un punto di incontro tra Olbia e Cagliari. Abbiamo una storia millenaria a partire dal Neolitico recente, quindi intorno a 3500 a.C. Le Domus de Janas. Sono suddivise in 2 siti particolari, le Domus de Janas di Sacqua Salida o Pranuefis, in cui è stata rinvenuta anche una cava di epoca romana, quindi il riutilizzo nel corso dei secoli del sito, e poi l'altro sito è in località Corongiu, molto importante perché c'è la presenza di una Domus de Janas in cui nel portello d'ingresso è presente un basso rilievo raffigurante delle protum taurine secondo certe interpretazioni, per altri gli occhi della Dea Madre. Quindi è un motivo stilizzato che è particolare non solo in Sardegna, perché comunque le spirali concentriche stilizzate così, una a fianco all'altra, sono presenti in solo 6 siti in tutta la Sardegna, però la nostra particolarità è che oltretutto le spirali sono disegnate al contrario, hanno il verso contrario rispetto a tutte le altre, quindi è un unicum sia in Sardegna che nel Mediterraneo. Quindi questa Domus de Janas è iscritta anche nel report dell'UNESCO per diventare comunque, assieme ad altri monumenti, altre Domus de Janas, altri monumenti della Sardegna, patrimonio dell'umanità. A Selegas abbiamo grandi ricchezze dal punto di vista delle tradizioni e della cultura, infatti portiamo avanti tantissimi progetti. Ci uniamo col Comune e la Proloco a far conoscere il paese, infatti promuoviamo un grande evento di cui Saboris Antigusu, che ha portato a Selegas tantissime persone,
che hanno potuto conoscere le nostre tradizioni, perché il paese comunque già dalla mattina è pieno di tradizione, a partire dagli stand che abbelliscono tutto il paese, e la sera con la musica che comunque della tradizione sarda, grande festa che ci ha portato ad avere tanti numeri e a far conoscere comunque il nostro paese, che magari non era neanche così tanto conosciuto. Senurbi, con le sue frazioni, Sisini Arigi, tutt'oggi tiene vive le tradizioni religiose, con i festeggiamenti che ogni anno si svolgono con la partecipazione sentita dei più fedeli compaesani, ma anche dai paesi vicini che vengono anche in pellegrinaggio. A proposito di pellegrinaggio, abbiamo aderito da poco al cammino geominerario di Santa Barbara. È un cammino che stiamo ancora perfezionando con l'aiuto degli enti locali e delle associazioni che parteciperanno. Poi fruente l'agricoltura e l'allevamento, che con la produzione di prodotti alimentari che vantano della loro genuinità ci consentono di vivere una vita sana in simbiosi con la natura. Ci sono tanti modi per visitare il Sinis, ma se accompagnati forse lo capiamo un po' di più. Sì, noi nella penisola del Sinis abbiamo attualmente, sono fruibili e visitabili diversi siti archeologici al Museo di Cabras. In tutti i nostri siti al museo è possibile appunto avere il servizio di visita guidata. Tarros ad esempio è visitabile tutto l'anno, in questo periodo dalle 9 del mattino fino alle 5 del pomeriggio e sono disponibili diversi servizi di visita guidata, mentre durante il periodo estivo l'orario viene ampliato in orario continuato fino alle 7 di sera e ad agosto addirittura fino alle 8 di sera, con 6 visite guidate nell'arco della giornata. Lì vicino è possibile visitare anche la Torre Spagnola, che segue più o meno quelli che sono gli orari dell'area archeologica di Tarros, e la chiesa paleocristiana di San Giovanni, che ugualmente appunto segue gli stessi orari dell'area archeologica. Dall'anno scorso abbiamo aperto anche l'area archeologica di Monte Prama, che finalmente è visitabile sempre con un servizio di visita guidata e sotto prenotazione. Attualmente più avanti quest'estate probabilmente ci saranno degli orari di fruibilità ovviamente stabiliti, e anche l'ipogeo di San Salvatore, che in questo periodo è visitabile solo i fine settimana, dunque sabati e le domeniche dalle 10 del mattino fino alle 5 del pomeriggio, sempre con visita guidata, e a breve amplieremo presumibilmente anche gli orari di visita dell'ipogeo, mentre il museo è visitabile dalle 10 del mattino fino alle 6 del pomeriggio, sempre con orario continuato, e quest'estate invece aprirà fino alle 7 del pomeriggio. Sulchi, l'antica Sulchi, la capitale del sud, no? Del sud, l'approdo, il primo degli approdi, importantissimo. Isola non isola, in realtà isola non isola, che accoglie migliaia di visitatori e che offre nei suoi doppio golfo, uno interno, uno esterno, una realtà storica straordinaria. È un gioiello del mondo fenicio, del mondo nuragico, del mondo fenicio, del mondo cartaginese, del mondo romano e anche del mondo medievale, sino ad arrivare, no, al periodo sabaudo. Ho fatto un riassuntino veloce, ma in realtà la panoramica possiamo entrare un po' più dentro, perché le realtà sono tante quelle che possono essere visitate. Quali? Esattamente, diciamo che il Parco Storico Archeologico di Sant'Antioco permette di avere una visione a 360 gradi della storia, a partire dall'epoca nuragica, con i nuraghi siti all'interno dell'isola di Sant'Antioco, sino ovviamente all'epoca fenicio-punica, che grazie in questo periodo che nasce proprio lì la città di Sulchi. Ecco, quindi il museo archeologico testimonianza proprio di questo insediamento importantissimo, con il Tofet adiacente, il cimitero a generazione proprio dedicato ai più piccoli, ecco, sino ad arrivare alla necropoli punica, l'acropoli romana, tra l'altro aperte proprio qualche anno fa, quindi una new entry all'interno del nostro parco archeologico. Le tombe monumentali. Esattamente, tombe monumentali e tombe riutilizzate poi come abitazioni, quindi nel villaggio ipogeo, annesso a quello il museo etnografico con tutte le
attività legate proprio ai grottai, sugli abitanti delle grotte, sino al Forte Sabaudo, collegato alle incursioni barbaresche dei pirati barbareschi del 1813-15. Quindi insomma C'è di che ci si può divertire, esattamente. Quali tipi di visitatori diciamo, amano di più il periodo antico? Avete fatto vi siete fatti un'idea? Ma insomma, diciamo che grazie alle statistiche abbiamo constatato che comunque la varietà del pubblico è abbastanza ampia, nel senso che dalle famiglie che si intrattengono proprio all'interno del parco ai visitatori, diciamo, di tutta Europa, e anzi possiamo dire che quest'anno possiamo affermare che anche da tutto il mondo, insomma, abbiamo un'influenza ovviamente francese, tedesca, sì, ma anche extraeuropea, quindi insomma anche lì ci si può divertire, insomma. Certo. Tanti linguaggi, i laboratori didattici sono un aspetto importante. Assolutamente sì, laboratori didattici dedicati ovviamente alle scuole, quindi ai più piccoli, per far tastare con mano che cos'è la figura dell'archeologo, la storia, cosa facciamo noi guide all'interno del parco, ma poi anche delle esperienze dedicate ai più grandi, insomma, quindi sempre legate al mondo etnografico e archeologico, che permettono proprio di vestirsi con i panni di chi eravamo e viverli all'interno del parco archeologico. Per noi è molto importante partecipare a Turisma perché sappiamo quanto è fondamentale attirare i turisti nel paese e cercare di farli rimanere non solamente a Gesico ma anche nei dintorni, e infatti 300 Experience ha come obiettivo questo. Noi come amministrazione ci siamo impegnati tantissimo per raccogliere dei fondi e finanziamenti per rendere fruibili quelli che sono i siti che ancora non lo sono, come Mutas Niedas, perché abbiamo le tombe dei giganti, un complesso nuragico di San Sebastiano. Gesico è denominato il paese delle 7 chiese perché abbiamo 7 chiese diverse che sono facilmente visitabili. Per questo ci siamo impegnati nel 2022 ad aprire il museo, il sistema museale di Gesico, che viene gestito dalla cooperativa Antes della dottoressa archeologa Mari Serra e che rende Gesico visitabile tutto l'anno. Loro fanno diversi laboratori, visite guidate, hanno coinvolto i bambini e la comunità e noi siamo molto contenti di questo.